Va ora in onda Pesca dalla rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno, buona radio cari radioascoltatori, ben ritrovati per un'altra puntata di Pesca dalla rete. Io sono Luisella Pescatori, detta per voi e solo per voi la pesca. Dunque, voci e sorrisi di Radio Libertà. Vi ho sentiti tutti, ma fatevi sentire ancora più forte, commentando le nostre dirette sui social, su YouTube, su LinkedIn, su tutti i social, da tutti i touch point dai quali potete seguirci, fateci sentire la vostra voce e mi raccomando, se volete intervenire oggi fatelo perché è una puntata ricca di magia e di sorprese. Il nostro numero per parlare con la nostra ospite o com'è 0292 947 222. Ma vi svelo subito chi è qui con me oggi. Lei si chiama Erika Bacchi. Buongiorno e ben arrivata. Buongiorno a tutti. Preparatevi perché, come potete vedere dalla mia penna magica che mi ha fornito lei oggi, avremo una serie di cose molto interessanti. Parleremo di energie e di magia, non lo so, insomma, comunque, bando alle ciance. Siamo qui con un'altra voce fiera, nuova prospettiva. Come la mia e una tisana allo zenzero, va bene? Sì, Con tutto buonissimo. quello che ha spruzzato in studio oggi, poi ci racconti cosa hai combinato, Caca. Ha spruzzato un sacco di cose buonissime, profumatissime. Oggi parleremo infatti di benessere energetico. Sin da bambina lei sentiva di avere dei doni speciali, sentiva voci che altri non sentivano. Ha fatto pellegrinaggi, incontrato persone che le hanno rivoluzionato la vita, anche stravolta, finché un giorno ha iniziato a vedere numeri doppi, avere delle visioni, delle connessioni mistiche, ha iniziato a fare viaggi astrali e lì le è stata indicata la missione della sua vita. Ma insomma, medita tutti i giorni almeno un'ora, in settimana si alza prima, nei weekend se la prende invece con un pochino più di calma. Però senti, anch'io sento delle voci, ma in realtà poi m'han spiegato che è l'acufene, anch'io ci vedo doppio, ma poi in realtà mi hanno spiegato che è un problema di vista. Per adesso invece tu ci racconterai invece tutto quello che riguarda la magia di queste tue caratteristiche. Ci parlerà oggi di segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile e di magia e delle sue energie la nostra Erika Bacchi, che ci racconterà quali sono i suoi ingredienti della ricetta di donna e di freelance. Cito apposta la canzone Ricetta di donna di Ornella Vanoni perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980 è scritta dalla Vanoni stessa con Amerigo Paolo Cassella, Sergio Bardotti, Toto Savio, Michele Zarrillo. Ben trovata, ma ancora una cosa. Siccome Pesca dalla rete è tutta al femminile, salutiamo e ringraziamo la nostra Sveva alla parte tecnica e anche la nostra ospite Natalia. Natalia, perfetto, anche lei. Salutiamo anche Natalia, grazie a tutte e due. Allora, vi ricordo che per intervenire in diretta il numero ve l'ho dato, ma ve lo ridò perché oggi è una puntata super speciale e potete tranquillamente chiedere tutti i segreti della magia alla nostra ospite. 0292 9472 7222, scusatemi. E l'emozione di avere qui una bomba di energia al mio fianco, ma Atomica. non sapete, ha già sconvolto tutti qui dentro. Adesso ci racconti tutto per filo e per segno, con molta calma. Procediamo con ordine, nome, Centratura, Erika. centratura, cognome, centratura. No, Erika. No, cognome. Bacchi. Ah, ok. Città, Milano. professione, Operatrice olistica, elettrice dell'anima. urca, cioè? Grazie ai Cioè. registri acasici entro nel tuo libro della vita e possiamo indagare anche chi eri nelle vite precedenti. Porca miseria. Allora, cosa fai col tuo lavoro?
Aiuto le persone a ritrovare chiarezza, soprattutto attraverso i registri accasici, perché sono uno strumento molto potente e molto trasformativo. Quindi poi le persone riescono a ritrovare il loro equilibrio energetico e risplendere nella loro essenza. Io sono affascinata, lo sappiate, sono affascinata. A parte che lei veramente è energia allo stato puro e si percepisce. Allora, da quanti anni sei in rete al femminile? Meno di 1. Meno di 1, va bene. Quindi da pochissimo, come me. Gennaio 2025. Ma che bellissimo. Anche tu? No, io Eh, un pochino, prima sono arrivata. Ho okay. preparato la strada, ho detto: "Erika, vieni a noi, vieni a Chapeau. noi." Fantastico. Allora, perché sei in rete al femminile? Innanzitutto per fare networking, poi comunque anche lavorando a casa da freelance, lo stato di isolamento portava anche continue tensioni, squilibri energetici, per cui, il fatto di essere a contatto anche con delle professioniste diverse da me, mi ha fatto anche comunque rinascere professionalmente. Certo. Qual è il potere delle donne nel mondo del lavoro? Sicuramente è quando si uniscono e iniziano a collaborare insieme perché siamo una forza potentissima. Sì, assolutamente sì. Senti, facciamo un po' delle domande bizzarre. Qual è l'oggetto portafortuna che tieni sulla scrivania? Allora Poi facciamo vedere anche un po' di cose che hai portato e ci sì. spieghi tutti i significati di queste cose interessantissime che hai portato Allora, oggi. come operatrice olistica Sì? in casa ho un sacco di strumenti olistici, ma quella Immagino. che proprio Mh-mh. proprio dona gioia è la campanella di San Michele. Allora, cari radioascoltatori, facciamo un gioco. Se qualcuno tra di voi sicuramente ha voglia di, contattarci allo 02 92 94 7222 e raccontarci qual è la reale leggenda della campanella di San Michele, noi aspettiamo che ce lo raccontiate voi, altrimenti ve lo racconteremo alla fine della trasmissione se non ci avete chiamati. Quindi chiamateci. Ovviamente c'è anche il palo santo e la salvia bianca che non manca mai. Vai, vai, spiegaci come vanno usati perché io già ho fatto un sbaglio, perché prima ho detto che accendevo il palo santo direttamente sul fuoco della cucina, mi ha detto: "Non si fa, Non è si fa. sacra." Vai, Il palo parlati. santo è una pianta sacra che cresce soprattutto in Sud America, per cui va trattata con un po' di delicatezza. Quindi accendere, il palo santo dalla fiamma diretta è un po' come È violentare è volgarissimo, faccio una cosa volgarissimo, volgarissima. volgarissima. Quindi Chiedo bisogna, venia. accendere una candela di media grandezza e poi porgere il palo santo sulla fiamma e aspettare che prenda un po' fuoco. Dopodiché si prende il palo santo e non si soffia, si agita affinché la fiamma svanisca e appaia la cenere, comunque la brace. Perché delle volte è un po' nera la fiamma del palo Del palo ho paura a farle santo la domanda sinceramente, perché è un po' nera? perché vuol dire che in quel luogo, l'energia è un po' stagnante, quindi Mh, andando a utilizzare okay. periodicamente il palo santo, lui proprio purifica l'ambiente, quindi più lo utilizzate poi più vedete che La la fiamma? fiamma, non il proprio la Mh-mh. scia, Sì. diciamo, il fumo, diventerà sempre più bianco. Ma forse neanche perché lo accendevo direttamente sul gas della cucina No, anziché con la no vabbè, no, non ti non illudere. troviamo scuse, che Non ti vuol dire illudere. okay, va bene. Comunque stasera vado a casa, provo a accenderlo S bene e poi ti faccio sapere. Cosa Anche mi un video, poi me lo no, mandi. sì, scordatelo. No, il video no dai. Poi magari viene fuori 'sto fumo nero e dici: No, io mi sento un po' una, streghetta apprendista in questo momento, lei Siamo veramente tutti spirituali, chi più chi meno, non sì, è c'è vero. Però io sono fondamentalmente. un'apprendista streghetta, tu sei bella preparata in materia. Cosa volevi fare da bambina? La ballerina di danza classica come la Carla Fracci. Poi invece a E un certo punto ho invece detto: poi vabbè." Se tu potessi parlare con una rosa, cosa le chiederesti? ah, la rosa è un fiore bellissimo, delicato, quindi gli chiederei come ha imparato a essere così magnetica e bella contemporaneamente e delicata soprattutto. Eh, chissà cosa risponderebbe. La parola che manca nel tuo lavoro e se c'è, come Non si può dire la parola, ahimè, guarigione, ma si può parlare di benessere okay. energetico oppure di equilibrio di energie. Di fatto è una pura guarigione.
Perché tu dici non si può per una questione medicale, Sì, eccetera, eccetera, etica. cioè etica, Etica okay, proprio. non guarigione. Vabbè, troviamo un sinonimo di guarigione. Equilibrio. Equilibrio, Equilibrio. esatto. Senti, ti ricordi il verso di una poesia? Sì, quella che cantava al Sì. karaoke Fiorello, La nebbia agli orticolli. Vabbè, No, ma ti essere spiego anche il perché praticamente io ho cantavi anche tu a avuto karaoke? eh? Sei andata a karaoke da Fiorello? No, ho fatto altre cose, ma quello te lo dico in privato. Ma che con Fiorello? No, ho partecipato a programmi in Ma dai, sì, che cosa hai sì. fatto? Ciao Darwin nel Vabbè, 2001. cos'erano gli intelligenti contro no? No, magre contro grasse ed ero nelle magre. Vabbè, adoro. Non ci credono, però è vero, ero nelle magre, pesavo 39 chili. Comunque t'andasse non dico male, insomma ti stufassi di tutta questa energia, c'è posto già per te a Zelig come comica, secondo me, Me lo quindi dicono in tranquilla, parecchio, me lo dicono in tranquilla parecchio, me lo che dicono in parecchio. vabbè andiamo avanti dopo queste La citazioni nebbia agli agli erticolli, erticolli, grazie a Fiorello, avevamo sì. immagina vabbè insomma No, ti stavo dicendo perché scusa. appunto gli insegnanti in italiano che ho avuto erano sempre molto, superficiali. A loro non interessava che tu ti applicassi nella Mh, materia, quindi a imparare, paragrafi, poesia mh, a memoria, no. no, Quindi ho avuto una vita agevolata in questo senso, certo. quindi mi ricordo quella. Ringrazia Fiorello. Va bene, Grazie. la musica che ti piace? Ascolto un po' di tutto, dal genere classico, piuttosto che l'Empan, piuttosto che le frequenze appunto di energia, ma Jack Savoretti ha colpito il mio cuore. Credo di aver rotto la penna. No, no, poi Così? no, poi vedi scacci, Ah, poi okay, scacci okay. l'unicorno e poi Okay, okay, è oh, multicolore. fantastico. Allora, ti ricordi una conta che facevi da bambina? Eh sì, però qua mi servono le tue mani. Cioè, in che senso? Dai, Ah. metti le mani ai Ah. pugni, Pum. pum, No, pimperepette io lo nuda, sapevo. pimperepette Pam. pam, via, Pum. pum. Pimpiripette nu pimpiripette pam, com'era? Vabbè, comunque, Così, era vabbè, così vi facevo. abbiamo riportato un po' indietro. Bene, il gioco preferito che facevi da bambina? Ah, io adoravo quando arrivava la ricreazione perché facevo: "Ce l'hai?" E No, poi tocca a chiudevo: "No, te. ce l'hai?" Già, no, così No. non vale, scusami, è come quando davi la "Ce l'hai?" Prince, no, o la Prince, cioè poi No, scappavi. esatto. La trasmissione che guardavi da bambina? Bim bum bam. E poi dopo sei andata a Darwin per quello? Esatto, so Perché ti ho man mantenuto il ti contatto manca con esatto, Bonolis. hai mantenuto il contatto con Bonolis, benissimo. Allora, facciamo finta di salire sulla macchina del tempo, Sì, in che epoca mi porteresti o andresti, insomma tu da sola, se vuoi vengo anch'io con te, e perché? degli egizi, l'epoca degli egizi, perché loro sapevano cose che noi ora Eh ignoriamo. sì, mi sa proprio di sì. Va bene, conosci uno scioglilingua nel tuo dialetto? San Juan Famighingan. San Juan Famiglia è proprio uno scioglilingua. Fammi Lo fam scioglilingua è tickety tackety tac tac mi tac mi tac No, ne so uno in pugliese. vai, 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 vai. Perdonatevi tutti i parenti che state guardando la trasmissione perché mi ricordo una cosa vaga della nonna che diceva: "Se non già mangin, già mangin, se non già mangin, già mangin scen". Cioè, se ce ne dobbiamo andare andiamocene, ma se non ce ne dobbiamo andare che È facciamo? Ecco, classico, è bellissimo infatti, più o va meno bene. faceva così. Va bene, colore preferito? Che dire, il rosa in tutte le sue varianti, colori, Ah, gradazioni, vabbè, rosa, fantastico, rosa. rosa. Okay, segno zodiacale. Ah, Vergine, ascendente Cancro con Luna e Leone in prima casa. Ergo? Cosa significa? Sono ordinata, pignola, precisa, Questo è ma il? Vergine, Okay, chiaro, ma sono flessibile come il Cancro, certo. ma, con il Leone sono irremovibile. Niente. E la Luna ovviamente che governa tutto il mio tema natale è un po' quel lato lunatico Dai, dai, la e luna è duale, femminilità, dai, la sì lì anche, è sì. mistero, bellissima la Eh. luna. Hai una citazione preferita? Diventa ciò che sei di Pindaro. Eh. Sei diventata? Sì, adesso sì. Benissimo. 3 sostantivi o 3 animali che ti definiscono. No, 3 animali, vabbè. Vabbè, vai su dove vuoi. L'aquila perché vola in alto, osserva e poi colpisce. Il gatto perché comunque rispecchia un po' la mia dolcezza interiore che non faccio vedere, e il delfino perché, alle volte sono intelligente e mi stupisco anche di me stessa. Adoro, scusate. Se tu fossi un supereroe tipo quelli della Marvel, che supereroe saresti e che potere avresti?
fatti? Sicuramente quelli di Wonder Woman, ma non di Wonder Woman quelli ultimamente, cioè io mi ricordo ancora il telefilm, quello degli anni '90, Certo. cioè la frusta, i Sì. Va bene, cambiamo domanda. Vorresti come amico immaginario un drago o un unicorno? E perché? Ma sicuramente, l'unicorno perché è un animale un po' magico e può fare un po' tutto, fa un po' ridere, un Passami la po' tazza per giullare. favore, per favore, per favore, passami c'è dentro l'acqua? No. Hai Allora sete? Ah. no, volevo far vedere questa è la sua tazza magica. Si vede, regia, cosa c'è dentro nella tazza magica? Si vede, guardate cosa ha dentro nella sua tazza magica. Guardate, 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 lo vedete? Guardate. Gira, gira, gira. Esce Sì. Eccolo qua, l'unicorno. Unicorno, Ce l'ha sì. già lei l'amico Sì, magico. Questa è sì. la sua tazza. Poi ce n'è anche una in casa, però non so se è il caso di approfondire. Dai, senti, ma cambiamo un attimino discorso e domande. Ci Sì. racconti cosa sono tutte queste cose meravigliose che hai portato qua oggi? Allora, sono cristalli e sono strumenti olistici che uso durante anche i miei Okay. servizi, perché Questo che cos'è, questo che stiamo questa è inquadrando una adesso? drusa di ametista dove porta le energie ad un livello di calma e di pace. Perché l'ametista è il simbolo della sobrietà, è corretto? Sbagliatissimo. Oh, strega. Niente, Mhmm, devo dare ripetizione. Forse il colore, ma Sobrietà. il viola è proprio il colore del settimo chakra e quindi della parte spirituale. Va bene, ho detto un'eresia mi sa. P posso prendere o Sì, che sì. cos'è questa Questo è invece? un quarzo ialino. La quarzo ialino affiancato ad altri cristalli aumenta le potenzialità di quel cristallo, quindi in questo caso mettendolo di fianco a una torre di selenite Mh? potenza di brutto il potere della selenite. E cosa fa la La selenite? selenite, richiama gli angeli e dona protezione. Quindi la selenite Aspettate, è scusate, un ho visto cristallo molto devo adatto. sfregarli insieme? No, Ah no, no, basta ah. che siano vicini. Ah, guardate che meraviglia. Il cristallo di selenite è un ottimo protettore della casa, per cui va Aspettate che non è finita. Questa che cos'è? shungite. Che? Shungite. Shungite, che sarebbe? È un La vedete? cristallo che, praticamente scherma i corpi dalle onde elettromagnetiche, quindi molto utile se si sta tutto il giorno al telefono, si sta all'interno di, diciamo studi Quindi dove c'è dobbiamo molto regalarlo a wifi. Sveva. Esatto, Sveva, esatto. questo è Sveva, per voi. sappilo che è utile. E Poi poi vabbè, la campanellina di San questa? Il Michele campanile di San Michele del che giubileo di quest'anno. okay, abbiamo 2 spray anche, Sì, abbiamo vai. anche 2 spray. Allora, qui c'è scritto: "Spray dell'abbondanza." Sì, sì, Posso? sì, prego, prego, grazie. Mi spiace, il profumo non lo sentite. Raccontaci che cos'è. Allora, questo è uno spray dell'abbondanza che, attira, praticamente prosperità. È Wow! fatto con degli oli essenziali e ovviamente parte di alcol per far sì che poi gli oli prendano la loro funzione. E questa? E quella è diciamo acqua di Lourdes, Okay, Eau de Lourdes da borsetta. una borsetta, Sì. perché Perché si può spruzzare in macchina, si può spruzzare dove si vuole, in alternativa all'utilizzo del palo santo, che per esempio non si può utilizzare in determinate situazioni dove tipo qua, c'è dopo lo esatto, in quello studio studio che, suona l'antincendio, si spruzza l'acqua benedetta. si può anche bere. Certo. Ricordi anche ai radioascoltatori quello che mi hai raccontato Certo, sulla l'acqua memoria di dell'acqua? Lourdes l'acqua di Lourdes come tutte le acque informate, Mh-mh. ovvero che contengono, un principio, un'intenzione, sono riproducibili, anche in acqua normale, io intendo anche quella della bottiglia. Per cui se io ho questa bottiglia di acqua naturale e ci verso delle gocce di acqua di Lourdes, quest'acqua che è era Sì, normale, diventa informata informata. come quella di Lourdes, quindi è acqua benedetta. Fantastico, Sì. fantastico. Ho un'ultima domanda, poi ci fermiamo un attimo per una canzone. Che viaggiatrice sei? Non definita, nel senso mi piace il comfort, ma mi piace anche l'avventura, per cui cioè sono un po' così, un po' lunatica in tutte le cose. Sei unstoppable anche tu? Yes. Unstoppable.
Unstoppable, come la nostra trasmissione, come la nostra ospite Erika Bacchi. Erika, mi raccontavi prima che c'è anche un altro tuo amico immaginario che viene a trovarti. Raccontaci per favore questa meravigliosa storia. Sì, il 6 di gennaio, la mattina, non avevo niente da fare, festa, e ho sentito al capezzale del mio letto una voce dolcissima che mi svegliava con questo: "Buongiorno". Mai sentita una cosa del genere. Io sapevo che già delle energie si stavano smuovendo perché appunto ero all'inizio dei registri di Akasha e quindi ho sentito questa voce e ho detto: "Ma chi sei?" Ho detto: "Vabbè, in ogni caso buongiorno anche a te." Ho guardato che il Fantastico. gatto non ci fosse, che non fosse mia figlia, il mio compagno stava dormendo, quindi ho detto: "Va bene, okay, prendo atto." Prendiamo atto. Prendiamo atto. Il giorno dopo avevo un aggiornamento appunto con la maestra dei registri di Akasha e dovevamo appunto fare delle letture incrociate, Mh-mh. per allenarci tra di noi Okay. e, quindi ho sottoposto ad un'altra mia amica che era lettrice questa domanda di, capire chi fosse questa entità in casa mia che mi augurasse il buongiorno. Durante la lettura è venuto fuori che appunto è una mia antenata, Mh. che, vive con me adesso, per il momento, perché poi sono fasi alterne, loro possono scegliere di andare in altre dimensioni e non rimanere nella terza a fare quello che vogliono, perché sono anime libere e, praticamente, mi ha suggerito di, stare molto calma con mia figlia, in quanto lei conosce già mia figlia, perché, mia figlia è un'anima antica. Beh, caspita che quindi vuol Un dire messaggio molto potente. che probabilmente tu stai facendo questo per poi trasferire questa conoscenza a tua figlia? Più che Mh. trasferire direi ricordarle, Ricordarle. perché lei sa già un sacco di cose. Tuo E compagno sta bene? Tutto a posto a sì, casa? tutto bene a casa. Come vivete? Come vive con voi insomma? Tutto bene, È tanto consapevole? sì, tanto che vuole che appunto gli apro i registri anche io. Certo. Ha i suoi di lui. Sì. Ma ci racconti un attimo come funziona questa cosa dei registri? Perché adesso, a noi piace anche ridere e scherzare, però effettivamente stai dicendo delle cose molto belle. Io ti ringrazio tantissimo anche per le condivisioni. Io, come si diceva prima anche con Luigi Pellegrini quando stavamo parlando con lui un attimo fuori dallo studio, che alcune cose non hanno una ragione, però è anche bello credere che non sia sempre solo tutto ragione, ma che ci Esatto, sia qualcos'altro. Quindi esatto. ci racconti un po' questa cosa dei Akasha è una dimensione, la settima per la mh-mh, precisione, dove regna l'amore e la pace. mh-mh, Non c'è dualità come qua nella terra, non c'è separazione, okay. quindi non esistono energie negative, energie positive, lì c'è solo pace e amore. Ed è Okay. una enorme biblioteca dove appunto ci sono, librerie, libri di vita di tutte le anime, di tutto il pianeta, si parte dalle piante, animali, umani e non. Quindi è come se fosse già tutto scritto? Esatto. Senti, facciamo un attimo di pausa, no, e poi riprendiamo dopo questo affascinantissimo argomento. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Yeah.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi. Con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Eccoci di nuovo qui con la nostra Erika Bacchi. Stiamo parlando di magia, di energia, ci stiamo divertendo, ma stiamo anche imparando tante cose e scoprendo tanti segreti del suo mestiere. Senti, immagina di dover lavorare senza internet per una settimana. Come ti organizzeresti e cosa faresti? Innanzitutto ritorneremo indietro coi tempi, Ma per magari. cui si andrebbe un po' più a lavorare appunto sulle energie e le sensazioni, quindi ritornando un po' alla vecchia maniera, conoscendo le persone, che ne so, al bar, piuttosto che nei luoghi di comunità, ecco. Per la comunicazione il piccione viaggiatore, chiamiamolo Esatto, piccione esatto, viaggiatore. esatto. All'Aquila, All'Aquila. all'Aquila, va bene. Senti, c'è una cosa che non ami di te? Fisica o Ma come vuoi, emotiva? nel Allora, senso. fisica i piedi. Cioè, cosa hanno i tuoi A me piedi, nel no, non senso? mi piacciono. Che usano? No. No, sono orribili. No, vabbè, non ci crediamo, ma fa niente, vai. E se invece è Sì. emotiva, l'ipersensibilità. Sei altamente sensibile Sì, anche tu? sì. Ma questo è il cancro, che ti È frega. il cancro, è il So cancro, perché hai in fianco un cancro ascendente cancro. Top. Non so se cancro ascendente cancro ascendente leone, ma insomma qualche cancro c'è sicuramente. Allora, una cosa che ami di te. Vabbè, i miei occhioni, Beh, la vabbè. parte fisica, e invece vabbè la parte della simpatia, l'autoironia, la solarità, Io non l'energia. so se riusciate a vederli, scusami, Dimmi. ma adesso tu ci devi dire com'è il mondo visto da questa meravigliosa azurità di cielo e di mare che hai negli occhi. È uno splendore, è uno splendore. Vabbè, hai degli occhi meravigliosi. Grazie, Allora, grazie. adesso facci ridere un po'. Cosa faresti di buffo se tu fossi invisibile per un giorno? Guarda che devi impegnarti perché qui poi parte la risata, mi raccomando, Sì, Vai. sicuramente andrei in una grande libreria in centro, quale può essere, Vabbè, una la libreria. libreria, ma anche una un po' specifica Ah. che, tratta questi argomenti Okay. energetici. Hai presente? Sì, in via dell'Unione? Brava, hai prese ecco, Eh? esattamente, e farei cadere i libri alle persone addosso, ma leggendo la loro energia. Quindi tipo, uno Bellissimo. guarda un mazzo di tarocchi, glielo lancerei ai piedi, okay, cose di questo Così si genere. accorge, Esatto, no? oppure cade il libro su quella pagina dove c'è un messaggio per lui. E quindi tu sai che quella cosa lì è apposta È per esposta te. per la persona, sì. Fantastico. Sì, Ma, sì.
Ma non ti verrebbe voglia di essere, non so, invisibile, andare a curiosare qualcuno, qualcosa? Anche, tipo Chi? nelle borsette. Non C'è? so perché 'sta Cioè fissa entreresti come ci sono un'ape dei nelle mondi borsette? delle No vabbè. borsette, ci son dei mondi. Va bene, allora partiamo con questa risata. Benissimo, come diceva il grande Enzo Tortora, entriamo nel vivo delle trattative. Com'è nata l'idea di fare l'operatrice olistica? Tu non ci crederai, ma io da bambina No, già io sentivo delle credo a tutto quello voci. che dici, guarda, per definizione oggi credo a tutto quello che Sentivo dici. già delle voci, avevo già un percorso ben prestabilito, non per volere mio. Infatti in età adolescenziale stavo camminando, me lo ricordo come se fosse ieri, stavo camminando, il marciapiede andando verso scuola, la chiesa era distante 1 chilometro, sentii questa forte odore di incenso e intorno a me non c'era nessuno se non case, appartamenti con le finestre chiuse. E? E era una possibile chiamata, Che perché nei giorni bello. successivi sognai Gesù, la Mh. Madonna, le nuvole, insomma I numeri i doppi. numeri doppi ultimamente, Mh. cioè 1 anno fa. 1 Ah-ah. anno fa i numeri doppi sono entrati doppi, tripli nella mia vita, Ma ma anche speculari nell'orologio, tipo non so 22, 22, 11, 11. quello capita spesso anche a me. Tutto a posto quando No, sono succede? segnali che devi andare a interpretare, tipo ho Ah, pensavo aperto che devi andare in terapia, ho detto: "In che no, devi senso?" andare a interpretare, sono messaggi ben Ma no, io precisi. sempre 11, 11, 0 sempre. Sempre, ma quello che 11, di 11 quando mi poi. fanno queste domande io Eh, dico sempre: "Ma, che cosa stavi pensando in quel momento?" Perché quel okay. messaggio è diretto al pensiero che facevi in quel momento, istante E se per preciso. caso stavi pensando a una persona, cosa succede? Vuol dire che quel messaggio va trasmesso all'altra persona. Ma 11, 11 cosa vuol dire? 1111 è protezione dell'infinito, dell'universo Quindi devi proteggere quella persona? o te stessa. Da quella persona? No, spiegamela questa allora facciamo una puntata. 1111 è protezione Ah, dell'universo rispetto ai tuoi progetti, ai tuoi obiettivi. quindi vuol dire che mi sta Sì, proteggendo. sì, quindi vai avanti su quella E se nel strada. frattempo stavi pensando a una persona, vuol dire che quella persona ti aiuta o è un ostacolo? No, vuol dire che ti aiuta. Davvero? Ah, ma Sì, che bella cosa, sono molto contenta. sì. Va bene, senti, qual è il consiglio più strano o inaspettato che hai ricevuto nella tua carriera di Sì, freelance? ce ne sono tanti, uno dei tanti, tra l'altro tra una collega operatrice olistica, tu non hai un'offerta ben definita, devi specializzarti in qualcosa. Ma di fatto tutti Ma gli strumenti olistici servono al riequilibrio energetico. no, ma poi c'è anche credo, no, un percorso, nel senso, molto spesso mi è capitato di parlare con operatrici olistiche che, hanno seguito tante discipline, giusto? Sì, Perché poi alla fine è un unico percorso che si arricchisce di tante di tante tanti sfaccettature, puzzle, no, di sì, tanti pezzettini del puzzle, sì. insomma, quindi, ehm Sono tanta roba, quindi. ma tanta roba, fantastico. Senti, come fai ad essere sempre così carica energicamente? Secondo me tu sei così alla mattina, pomeriggio, la sera sempre? Sì, perché ho la sveglia fissa alle 6 di mattina e dalle 6 alle 7 pratico meditazione, centratura, riequilibrio energetico, pulizia dei chakra e poi do il buongiorno al resto della famiglia. Che pallina hai in mano? Ah, non l'abbiamo fatta vedere No, prima questa. hai detto che la tenevi per te. Abbiamo un'altra pietra preziosa che vedo che adesso vado appena esco di qui vado a comprare una vagonata perché mi sa che cos'è? Questa è un cristallo, una sfera di celestina e va bene, per le persone che hanno problemi nella comunicazione o tutte quelle patologie legate alla gola. È tipo ma s È sempre okay. un cristallo, è una Sveva anche sfera. questa ti serve hai detto? Segna e poi dopo andiamo a far la spesa dopo. Dopo sveva ti segno tutto Andiamo a e far la spesa. Allora, il core business del tuo lavoro sono questi registri? di Akasha. Okay. Ce ne riparli ancora anche se ne perché è veramente molto affascinante questa cosa. Cioè, come si aprono? Cosa fai? Spiegaci. Allora, i registri di Akasha, Mh. ha un luogo in settima dimensione, Okay, ehm, quindi proprio un luogo? mhmm, Un luogo non te luogo. lo dico in parole semplici per farti capire,
com'è il concetto di luogo, ma in realtà non è un posto fisico, Certo, perché tutte le certo. dimensioni sono collegate. Certo, questo Quindi questo è è chiaro. un luogo, immaginati una grande libreria dove Sì. ci sono appunto libri della vita di tutte le vite, ma, specialmente di tutte le anime. Quindi Certo. dell'anima ci sono vite attuali, e vite precedenti. Quindi Okay. tutta la vita dell'anima. Pensa che i registri di Akasha, Mh. sono anche nominati nel Vecchio e nel Nuovo Testamento della Bibbia. Non è una cosa, un'invenzione, sono scritti anche nei libri sacri. Mh. Quindi è una cosa che esiste da sempre, cioè da quando c'è la creazione. Okay. Posso farti una Sì? domanda? Tu ne hai mai aperto qualcuno insieme Sì, ai tuoi allora, clienti nel tuo caso? chi può aprire i registri Akasha? Mh. Ovviamente la persona deve seguire un corso, deve Sì. avvenire una certa iniziazione, quindi un'attivazione proprio della persona ad aprire i propri registri e poi successivamente quelli degli Quindi altri. tu prima e non avevi paura? Non eri cioè avevi delle Era aspettative? tutta adrenalina perché sapevo che quella era la mia strada. Akasha mi insegue circa da 1 anno Mh-mh. e ho avuto, tra virgolette, "il coraggio" di fare quel passo in più a novembre del Okay. 2024. Sì. Facendo questo corso ho capito che era la mia strada e la mia soluzione di vita, perché praticamente ho lavorando su me stessa, sono riuscita ad entrare ancora più stretto contatto con la mia attività di operatrice olistica. È come se avessi avuto, da quando ho aperto Akasha, una strada spianata. Ma Spianata sostanzialmente in salita, sì, no, ci tendo a certo. precisare Ma tu perché praticamente hai scoperto chi eri in una vita passata sostanzialmente, è questo? Cioè la tua allora anima si possono anche andare spiegaci, perché non è che tutti i giorni parliamo di queste si cose, possono neanche anche a Pesca dalla Rete, che chiedere abbiamo già delle interviste molto curiose e interessanti, però sei la prima che ci parla di queste si cose, può quindi si può chiedere le proprie guide ai signori dei registri, chi si era nella vita precedente, quindi anche andare a vedere se ci sono stati dei contratti, dei patti, karmici che possono slegarsi, che possono semplificare questa vita attuale. Faccio un esempio: una persona che ha magari delle difficoltà economiche, non riesce a trovare in tutte le strade concrete terrene, la soluzione nel trovare l'abbondanza e la Mh. prosperità, attraverso me, qui sono una lettrice, posso andare ad Certo. aprire i propri registri, andare a vedere se nelle vite precedenti a questa, lui ha stipulato dei patti karmici sul rifiuto dell'abbondanza o su il non avere, il rifiutare. Quindi quei patti siglati, non so, Ma San ti Francesco? parlo della mia vita Tipo San Francesco d'Assisi, che no, ti parlo rifiutando della mia vita okay, precedente. vai. Sono stata una monaca, Ah, di clausura oh e, signore. nel periodo del Medioevo. Proprio ieri ho sciolto un patto di rifiuto dell'abbondanza e della prosperità. Okay, Avevo firmato in quella vita un patto con i miei genitori di quella vita, certo. dove il quale rifiutavo tutta la mia abbondanza economica e prosperità, in cambio del niente, del vivere nella semplicità. Mh-mh. E quindi mi rimaneva appunto solo, l'abito da Certo. monaca e la clausura. Ma E ieri ho sciolto questo patto, entrando nei miei registri. ah. Non è stata per niente facile perché comunque rivedendosi in determinate e vivendo proprio quelle emozioni, si sente che comunque l'energia lavora, Aspetta, e quindi è anche di buon auspicio questa intervista. assolutamente Questa sì. giornata nasce sotto una buona stella. Assolutamente Eh? sì. Te l'avevo Beh, detto che succedeva dell'incredibile. me l'avevi detto, sì. Un po' temevamo che succedesse qualcosa in studio, ma va bene. La tua attività quindi è molto impegnativa energeticamente Sì. parlando, perché non è come il Reiki che l'energia ti passa attraverso qui proprio la devi canalizzare e com'è? Non è una Come funziona? Okay. canalizzazione, ma è proprio una Sbaglio sempre, ma fa questione niente. no, ma No. non ti Mh. preoccupare, non ti spiego proprio come Dai, sì. avviene. Praticamente entrando in settima dimensione si concentra tutta l'energia e la centratura sul terzo occhio, quindi, Mh-mh. si fa una procedura che è l'eye roll, quindi gli occhi si ribaltano e va a canalizzare tutta l'attenzione
proprio fisica e energetica sul terzo occhio, quindi c'è un momento di centratura perché chi legge non deve interferire nei Okay. messaggi che riceve, quindi funziona sì da canale, ma ci vuole la presenza. Infatti molte volte, spesso anziché scrivere prendo il cellulare e registro direttamente quello che mi viene detto o fatto vedere, perché, i registri akashici hanno, una manifestazione molto, molto complessa. Possono essere immagini, rumori, concetti, parole scritte, odori, quindi si sviluppa proprio in tutti i Ma sensi. non sei quindi una medium come No. dicevamo prima, no? No, non ho fatto un corso di medianità, Mh. ciò che percepisco è un dono naturale. Okay. Okay, va bene, questo ne abbiamo già abbondantemente parlato. Quali servizi consiglieresti a una donna che vuole cambiare lavoro? Cioè quali dei tuoi come interverresti tu su una donna che magari è lì e vuole cambiar lavoro, però magari non ha coraggio di farlo, però ha paura del cambiamento? Cosa le consiglieresti di fare? Sicuramente i registri akashici perché sono quelli più completi. Si entra nel proprio registro e alle guide si chiede semplicemente, qual è la tua missione la sua missione di vita e le guide danno appunto degli, indirizzi, delle intuizioni, delle indicazioni affinché quest'anima possa prendere una decisione nella vita, perché, ricordiamoci sempre che su questa terra c'è il libero arbitrio, quindi il Certo. messaggio che arrivano dai registri di Akasha è sempre di libero arbitrio, danno opportunità di scelta. Poi chi sceglie è sempre la persona che abita su questo pianeta. Senti, se tu dovessi scegliere un colore, no, per raccontare la tua carriera professionale, quella attuale ovviamente, quale sarebbe e perché? Ma, sicuramente sarebbe il giallo, Mh? perché mi accompagna anche mi ha accompagnato sempre anche quando, avevo dei momenti di sfida, per cui ho sempre visto la luce, il giallo è il mio colore preferito, Mh. la luce, giallo. Certo. Qual è l'errore più comune che i tuoi clienti, giusto nel tuo caso si dice? Sì, sì, Okay, sì. clienti fanno quando arrivano da te. Sicuramente quello che chiedono una soluzione immediata, Ma tu non vendi soluzioni esatto. in realtà, no? Esatto, non vendo Eh, soluzioni, vendo il processo di trasformazione e il più esatto. delle volte le O di perso conoscenza al limite. esatto, anche di Cioè trasformazione che passa consapevolezza. attraverso la Certo, conoscenza. certo. Vogliono tutto subito, quindi apri la bacchetta, 1, 2, 3, via. Non è proprio così. Abbiamo una canzone adesso. Non arrenderti perché puoi vincere in questa cosa chiamata amore.
Va bene, allora eccoci di nuovo qui con la nostra ospite Erika Bacchi. Come immagini, Erika, la tua professione o la tua vita tra 5 e 10 anni? Allora, salvo imprevisti, con un'academy un po' avviata e poi un coworking olistico aperto a tutti appunto gli operatori e le Ah. persone che vogliono approfondire la Bene, e spiritualità. noi te lo auguriamo. Grazie, Facciamo grazie. un po' di che cosa dell'abbondanza? No, sì. Okay. Grazie. Prego. Vedi ormai sono una maghetta Sì, apprendista, va esatto, bene. esatto. Okay, perfetto. Qual è la soddisfazione più grande del tuo lavoro? La? La Soddisfazione più soddisfazione? grande Beh, del tuo sicuramente lavoro. vedere le persone che si risvegliano dal letargo energetico, questa è una cosa pazzesca. Sì. Che bello. Senti, facciamo un salto nel futuro adesso. Se tu ricevessi un biglietto dalla te stessa Sì, al futuro anteriore, sì. Sono cosa orgogliosa di tutte le sfide che hai superato in maniera brillante, anche laddove pensavi di finire in un baratro, tu sei fiorita come una fenice. ma che bello, comunque, ha un'espressione veramente serafica. È bellissimo essere qua con te oggi, grazie, Grazie a grazie te per davvero l'opportunità. pe ma poi tornerai con altre Certo, pozioni magiche, altre certo, pietre, ti voglio di certo, con nuovo altri qua. racconti. Ma certo, con altre narrazioni, insomma. Quale consiglio daresti a chi sta pensando, insomma, di intraprendere la tua carriera? Allora sicuramente, gli strumenti olistici sono vasti. Sicuramente bisogna fare un lavoro di introspezione e sentire proprio dove c'è quel richiamo, non so, negli oracoli, i tarocchi, piuttosto che la Mh-mh. cristalloterapia, la naturopatia, i registri di Akasha, cioè proprio quella parte che poi, su cui si viene richiamati naturalmente. Quindi Certo. seguire un proprio istinto. Ma poi in realtà nel tuo lavoro sostanzialmente le discipline, le materie son talmente vaste che uno potrebbe veramente continuare a Sì. studiare, no, per tutta Sì, la non si vita, finisce mai di imparare, mai, e in davvero. queste ricerca, in questo studio c'è anche la crescita, no, quindi Certo. diventi sempre più potente, poi non so se si può dire così, ma insomma consegni poi un'anima un po' più elevata, Consapevole, consapevole, perché è sempre più nella consapevole. consapevolezza dell'anima poi in realtà che non è la nostra stessa Esatto, consapevolezza, è giusto? esatto. Che c'è l'accrescimento C'è l'accrescimento dell'anima. personale, energetico soprattutto. Anche. Va bene, me l'hai già detto qual è la sfida più grande del tuo lavoro? No, se No, vuoi dirmelo, no, dimmelo. Se vuoi di se no facciamo un'altra domanda, vai. è far capire alla gente che non sono una maga, che ho investito comunque, oltre ad avere dei doni naturali, ho investito comunque delle conoscenze, anche un investimento economico per approfondire. Oh, Oh, benissimo, benissimo. benissimo. Sappiamo il nome? Glielo chiediamo. Abbiamo mi dicono che abbiamo un ascoltatore in diretta. Chi abbiamo? Eccoci. Pronto, mi Buongiorno, senti? buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, buongiorno, che siete belle squillanti. Allora, Grazie. sono Walter, Friuli Venezia Giulia. Buongiorno. Walter, ci dica tutto. Allora, io ho due domande, spero che siano pertinenti, no? Una, ho 72 anni e diciamo che volevo cogliere l'aspetto del ritrovo dell'energia, da quello che ho capito bene Sì? ascoltandovi in macchina, Sì? e che se era, faccio un esempio molto pratico perché non ho peli sulla lingua, voglio dire, io ho un problema, soffro di diabete mellito, ok? Sì? E come dire, ogni volta è controllato, una malattia diciamo che aveva anche mio papà e compagnia bella, quindi è anche un po' legato al DNA. Mi sono un pochino scoraggiato in questi anni, adesso ho anche una certa età, perché ogni volta la mia dottoressa che mi segue per il diabete mi dice: Walter, dovresti calare di peso, dovresti Signor fare Walter, mi determinate. scusi una cosa, noi abbiamo ancora 3 minuti di trasmissione. Se mi fa velocissimamente la domanda per la nostra Erika, noi le possiamo rispondere, se no la regia ci sfuma Fuma. purtroppo. Qual No, è la ma domanda per la domanda Erika? è questa: ci può essere un ritrovo di energia anche attraverso le sue tecniche? Questa è la domanda. Scusi un In secondo, modo possiamo che anche io fare una cosa, questa signor energia Walter? mi comporto di I conseguenza. hai un Tutto lì. sito tu con Sì, l'indirizzo? ho un sito. Le lascio l'indirizzo, di pure signor Walter il tuo indirizzo di posta elettronica o il tuo Allora, il mio sito? indirizzo di posta Così elettronica, chiudiamo, se no non ce la dedicato facciamo. appunto a chi ha delle domande, è info@ericabacchi.it. Lì potete, fare tutte le domande che Ha volete. sentito signor Walter?
Ah, È caduto caduta la Walter. linea, mi spiace signor Walter, spero che abbia sentito. Comunque semmai Erika tornerà sicuramente a trovarci e ci potrete fare tutte le domande che volete. Abbiamo pochissimi minuti, Erika. Mamma, Devi com'è volato il tempo! niente. È volato È volato. con l'aquila, è volato con l'aquila. Allora, quali sono i 3 consigli da dare ai nostri radioascoltatori? Allora, attenzione a quello che pensate, perché i pensieri sono fatti di energia e quindi quello che voi pensate si realizza. Il secondo Il consiglio? secondo state coi piedi per terra anche se, usate le energie, perché bisogna essere ben centrati e consapevoli delle azioni che si fanno. E il consiglio numero 3? E cambiare pensiero, vita o stili, macchina, non è incoerenza, ma fa parte della nuova consapevolezza e dell'evoluzione dell'anima. La ricetta di donna di Erika per i nostri radioascoltatori? Prendete un infuso di limone e zenzero tutte le mattine che vi purifica dentro e fuori. Perfetto. Senti, nel testo della canzone Ricetta di donna di Ornella Vanoni, qual è la frase che ti piace di più? Questa la leggo perché non me la ricordo. Ballano le donne Ballano, le donne ballano. Vai. ma quelle vere sono rare e non si comprano. Avete capito? Ecco qua. Benissimo, quindi chiudiamo regia, giusto? Signor Walter, se ci sente, mi raccomando, ripeti per favore il tuo indirizzo di posta elettronica? info@ericabacchi.it. Prenda contatto con la nostra Erika che sarà disponibile a darle tutte Assolutamente. le risposte che le servono. Io vi saluto, vi auguro buona radio, saluto e ringrazio la nostra Sveva e la sua assistente, mi ripetete il nome? Natalia. Natalia, scusate, sono ribambita con tutta questa energia, ok? Bene, vi auguro buona radio, ci vediamo settimana prossima con una nuova puntata di Pesca dalla Rete. Un bacione Ciao a tutti, grazie. ciao. Avete ascoltato Pesca dalla Rete, le voci fiere di una nuova prospettiva.